Amici bellini! Sì, recuperiamo quello che non si è potuto, di cui non ho potuto parlare, perché non avendola vista uno non è che può fare dei commenti. Eppure c'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di dire non sono d'accordo con te. Ma veramente, cioè non ho detto niente nel commento a caldo, ero solo contento, ho chiesto a voi, non sono d'accordo. Vabbè, cominciamo. Allora, amici belli, con calma, perché poi è normale, io sento trasmissioni. Stefan R. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siete completamente pazzi, che vi siete iscritti solo ora, diciamo che vi siete persi l'impossibile, però i video restano agli atti e questo è importante. Specialmente quando ricevono molti like, poi girano, capito? L'algoritmo ricorda a caso ad un nuovo utente un video di tanti anni fa e si trova, e le cose si trovano. Di conseguenza, mea culpa, il che fare, ovviamente non l'ho potuta vedere in diretta, non siamo potuti andare live, vi avevo detto che probabilmente una live oggi non ce la faccio. Purtroppo il che fare aumenta, devo sistemare delle cose, abbiate pazienza, lasciatemi un like di misericordia. Però questa è una partita che divide, è una partita dove io ho sentito un pochino, visto che ho avuto molto da guidare, ho messo insomma YouTube in sottofondo senza guardare perché devi guidare, ti devi solo audio, e ho messo un po' di trasmissioni di cui non citerò nemmeno il nome, che non vedevo da tanto tempo. Mamma mia, signori, non faccio nomi perché non faccio nomi, alzate il livello, ve lo dico proprio chiaramente, alzate il livello, perché se non alzate il livello, oppure non vi interessa nemmeno alzare il livello, ma se non alzate il livello non sale il livello dei vostri ascoltatori e di quelli che vi telefonano, telefonano. Mamma mia! E che cosa ho sentito? Ho sentito la qualunque. Allora, rispetto alla qualunque, io mi sono confrontato anche un pochino con gli abbonati, guardavo, leggevo, gli amici del Caffè Napoli TV, Salvatore, Sasà, eccetera eccetera. Ma chissà che partita strana, perché tutti hanno questi pareri discordanti nelle prestazioni individuali? E poi vedo di qualche pagella, ce n'è una che mi ha clamorosamente, passiamo alla Brabham tattico subito, una che mi ha clamorosamente fatto divertire. I voti dei trequartisti: Lozano 5,5, Insigne 6, Mertens 6. Tutto ok. Allora vuol dire che c'è qualcosa che evidentemente non ho visto, e qualcosa che hanno visto altri, perché non mi spiego lo stesso voto per Mertens e Insigne. Non si può spiegare, a meno che uno non voleva dare un voto alla carriera o al momento di Insigne, perché è chiaro che adesso tutta la piazza contro, eccetera eccetera, già si sta parlando di contestazione. Ragazzi, riguardatevi la partita se avete tempo, guardate negli occhi Insigne, prima e dopo il rigore, che il rigore è solo un momento topico, che è un esempio, prima e dopo, guardatelo negli occhi, sta sempre così, che sta trattenendo una smorfia di tristezza e di lacrime. Ne sono convinto. E Lorenzo, se ti capita di vedere questo video, ti capisco benissimo. C'è stato un momento in cui io in America, uno in particolare, dove stavo nella mia stanzetta, cazzo, sto su lì, e ti viene il magone, ti viene la tristezza e stai ragionando su tutte queste cose qua. Non c'è dubbio, i rigori si sbagliano, no, però non decide se l'ha sbagliato pure Maradona ha sbagliato 2 nella sua carriera. Non è il problema il rigore, il problema è più il non passaggio a Lozano, che sembrava evidente, ma Insigne stava con la testa abbassata, vi assicuro non lo ha visto. Se andate a riguardare dall'altra angolazione, a Lozano non l'ha accecato proprio, ha avuto quella palla di Mertens meravigliosa di prima, testa a terra, voleva ha cercato di raccogliere tutte le forze per segnare e ad andare poi alla partita in casa col Genoa da uno che aveva segnato, che aveva partecipato alla cosa, e non con il peso del rigore addosso. Quindi non me la prendo con Insigne, non si può dare però lo stesso voto di Mertens. Sapete che io odio i voti, do i voti su Fan Rating ogni tanto, li odio perché non si può dare, perché se vuoi dare 6 Insigne va bene, perché il passaggio che fa ad Osimhen
è bellissimo, quello che poi porterà al colpo di tacco di Osimhen e poi il rigore preso da Mertens, bellissimo quel passaggio così, però a Mertens gli devi dare 15,5 e per fare il paragone con i voti gli dai 15,5 e stiamo a posto. Allora, io per fare un recap della partita, perché adesso ce l'ho fresca tutta qua. L'inizio, io vedo l'1 contro 1 che non solo lo fa il Torino, lo fa anche il Napoli. Bene, mi è piaciuto il piano gara, mi è piaciuto Spalletti che ha detto, si vedeva che era preparatissimo, insomma, voglio la reaggressione anche da parte vostra, così come la fanno loro. Anche noi abbiamo gli 1 contro 1 e se loro recuperano palla noi li aggrediamo subito. Tanto siamo 1 contro 1, quindi non si creano spazi di superiorità numerica dappertutto. Quindi 1 contro 1 e ci giochiamo le nostre carte. Di conseguenza partita bruttina, perché nessuno può sviluppare gioco bene e si liberano quasi sempre i portieri. Ospina ha avuto molti più palloni tra le gambe rispetto anche ai difensori. Sarà interessante vedere i numeri mercoledì. Insomma, Ospina era il playmaker del Napoli in questo caso e quindi anche il Napoli fa questo e quindi ci stanno queste pallate che ogni tanto Rachmani, ogni tanto Ospina per cercare di poi recuperare, però con l'1 contro 1 poi è difficile. Di conseguenza non vediamo un bel primo tempo. Sul salvataggio di Ospina al settimo minuto è importante secondo me due cose. Io non voglio essere cattivo così, però c'è la palla lì, è chiaro che tutti quanti Koulibaly se l'è persa. Da dove arriva quel momento? Un passaggio sbagliato di Insigne di poco prima, dove lui fa pure a se stesso, voglio immaginare, si gira verso Anghissà, ma non penso fosse per Anghissà, e a se stesso, non me ne va bene una oggi, già al 7° minuto, quindi quella è una tristezza che viene da prima del rigore. Queste sono le cose che mi piace farvi notare. Mentre facevo gli screenshot mi sono reso conto di altri piccoli particolari da sottolineare. Perché Insigne si trova in questa cosa dell'aria? Perché quando lui fa un errore torna sempre fino da Ospina per riparare al suo errore. Lo ha fatto sempre nella sua carriera nel Napoli e lo farà sempre fino all'ultima partita. Questo è da sottolineare, quindi perché ce lo ritroviamo lì? Grandissima parata di Ospina che ci mantiene in piedi. Anghissà fuori, il Napoli comincia a crescere, il tiro fuori di Anghissà è una bella azione corale. Mertens si comincia a mettere tra le linee, taglia e cuce il gioco del Napoli e se aumenti un attimino il ritmo non ti beccano più. Ed è bello anche vedere come ogni tanto, ed è capitato in un paio di occasioni molto chiaramente, anche Lozano veniva a fare il taglio completamente dall'altra parte, ti porti appresso Rodriguez, Insigne va a coprire l'altra fascia e quindi crea una confusione che per il Torino che ti segue a uomo crea degli scompensi. Quindi molto bene, mi è piaciuto il piano gara, mi è piaciuto l'idea di Spalletti, si è fatto anche bene, però con dei ritmi non eccezionali nel primo tempo. Nel secondo tempo molto meglio. Io qua mi sono scritto a 63, l'applauso. Mi sono scritto questo perché verso il 53esimo, verso il 55esimo già cominciamo ad alzare il ritmo, sale in cattedra Mertens, i trequartisti. Osimhen secondo me ha fatto una gara straordinaria. Ecco perché questa è una partita che divide. Io dico sempre secondo me, non penso di avere la verità, però chi ha detto Osimhen non è pure una fatta niente ieri è proprio grave, vuol dire che il calcio lo vedete in maniera molto particolare se dite che ieri Osimhen, perché poi il giudizio sul calciatore non mi interessa, avremo giudizi diversi, ma il giudizio sulla partita, per esempio, se io sono un presidente di calcio e mi devo prendere un terzino, è chiaro che mi prendo Di Lorenzo rispetto a Mario Rui per caratteristiche fisiche, adattabilità, continuità, lo puoi mettere al centro, pure al centrocampo lo puoi mettere a Di Lorenzo. Ma chi ha giocato meglio ieri? Per me ha giocato meglio Mario Rui, per me. Diciamo sempre per me, altrimenti andiamo nelle chiavette, non capisci niente di calcio, capisci un cazzo di calcio, eccetera, eccetera. L'applauso di cui vi parlavo è l'applauso di Mertens a Insigne quando non fa quello che doveva fare, il passaggio a Lozano così, quelle sono quelle cose che ti fanno capire il leader, che ti fanno capire che lui sa qual è il momento e quell'applauso vale tutto.
Aggiungo, oltre all'applauso di Mertens, l'applauso lo fa anche Osimhen. Anche Osimhen si è reso conto di quanto Insigne ha bisogno. Poi Insigne ha un paio di scatti, non so verso chi, se era Spalletti che si era lamentato del mancato passaggio, non lo so, e quindi lì scattano gli applausi dei compagni. Ragazzi, è facile da individuare, siate bellini con il capitano, che è ancora il capitano per un paio di partite. Siate bellini, vale tutto lo spogliatoio. Mentre Spalletti continua a parlare di questa riaggressione, cioè la tripla pressione che fa Insigne sul gol poi che farà Fabian. Sì, Insigne insegue il pallone che era un po' troppo lungo, continua a seguire, quindi la prima non mi sembrava una pressione, è lui in ritardo, però continua a correre, la pressione sul portiere, continua la pressione su Rodriguez, però Rodriguez il passaggio lo completa, caro Spalletti, quindi là non è che il Torino perde palla perché Insigne ha fatto la tripla pressione, là perde palla perché dopo il passaggio di Rodriguez c'è uno scarico da parte del centrocampista del Torino ed è Pobega che poi sbaglia il controllo e Fabian lo aggredisce, quindi il gol è tutto di Fabian perché è chiaro, è collettivo, però no, sottolinei anche il lavoro di Fabian invece che solo la tripla pressione di Insigne. Di conseguenza io vi dico una cosa, secondo me Spalletti sta coltivando il terreno per un prossimo futuro nella MLS come allenatore, non dico del Toronto, ma insomma mi tengo Insigne, solo accarezza, se lo coccola, è un giocatore che non fa parte più del progetto, te lo coccoli oltremodo, anche belle parole su Ospina che ci fanno riflettere. Spalletti in MLS, ve lo dico adesso, potrà capitare tra 2 o 3 anni. Perché, scusi, le notizie non si danno da qua a 4 anni come Bezos. Sarete bravi voi a ricordarvelo quando accadrà e mandarmi il link di questo video. Tu l'avevi detto. Permettetemi di avere delle intuizioni. Spalletti sta facendo tutta questa manfrina con Insigne perché finirà in MLS dove sarà l'allenatore più importante del mondo e le sue idee varranno scudetti e vittorie, perché magari in Italia non ti basta, ma lì sì, probabilmente sì. E quindi insomma nelle prestazioni individuali, giusto per chiudere, Ospina è stato straordinario perché è stato, oltre a quella parata, è stato sicuro, vero e proprio regista. Tra Di Lorenzo e Mario Rui partita sufficiente, Di Lorenzo un po' bloccato, specialmente quando c'è Lozano resta un po' più bloccato e ci sta, quando entra Politano prova di più le sovrapposizioni perché Politano lo premia nelle sovrapposizioni, c'è da dirlo. Mi è piaciuto Mario Rui in parecchi interventi difensivi, Rachmani sbavature, insisto, siamo arrivati alla fine del campionato e le sbavature aumentano perché ha giocato troppo. Sbavature di Rachmani, oltre alla sbavatura iniziale di Koulibaly che si perde Belotti, Koulibaly in crescita alla fine, quindi mette pezze alle sbavature di Rachmani. Fabian molto bene anche in interdizione insieme ad Anghissà, si scambiano posizione, sono ovunque, giocano vicino, coprono bene il centrocampo, si può giocare a 2, non dite stupidaggini. Entra bene anche Lobotka, entra bene anche ingresso decente di Zielinski ed Elmas e Politano, vi devo dire decente, mi sono piaciuti, sono sul pezzo. Però Zielinski non è Mertens, questo è il mio commento. Zielinski non è Mertens, quello che ha fatto Mertens ieri è qualcosa di straordinario, anche stavolta sostituito, va bene, ci è andata bene, era il più in forma della squadra, quindi non si spiega, però abbiamo vinto, tutto bene, Spalletti, va benissimo. Dobbiamo vincerne un altro, il pareggio non basta alla prossima, perché se poi quelle ne vincono 2 poi andiamo nel drammone finale, ne dobbiamo vincere un'altra. Voi avrete visto sicuramente la Salernitana, l'altro dramma, il pareggio all'ultimo a tutto, non ci interessa, Napoli terzo posto, questo è il mio obiettivo. Sto sentendo gente non me ne fotte proprio. A me interessa, non so che tipo di tifosi del Napoli siete, a me il terzo posto interessa, a me lasciare la Juventus dietro interessa, non solo per una questione di prestigio e di sfizio, per fargli avere un paio di milioni in meno, per dire al mercato, ai giocatori: guardate che noi siamo arrivati avanti, non avete visto il campionato, guardatevi solo la classifica. È importantissimo, non è importante, è importantissimo vincere queste 2 e addirittura anche per superare il punteggio di Gattuso. E che facciamo? Arriviamo agli stessi punti di Gattuso? Non si può fare, esperienza di Spalletti eccetera eccetera. Osimhen, grandissima partita. Insigne, a me pure Lozano non mi è dispiaciuto, Insigne triste, capace di grandi cose. Quando il Napoli segna, Insigne gioca pure meglio.
come al solito. Non vi accanite su Lorenzo, io non lo farò. Pensate al ragazzo, non pensate al calciatore, pensate all'uomo, pensate al ragazzo, pensate al napoletano che va all'estero a guadagnare un sacco di soldi, ma è triste, si vede nella faccia. Passatemi una mano per la coscienza, voi cosa avreste fatto, tutti questi discorsi qua, e poi reagite come meglio credete. Da New York, Valerio Fluido è tutto. A me sta partita non bella, però mi sono piaciute le idee, la crescita durante la partita, poi qualche un po' di sofferenza finale, ma poca roba. Mi sono piaciuti i 3 punti, non erano scontati. Non erano scontati, ci si poteva staccare la spina tutti in vacanza, perché il primo tempo abbiamo visto un po' di vacanzetta e non era scontato. Bene, non è finita, mi raccomando, non è finita. Vediamo questo video quanti like riceve e quante visualizzazioni riceve, perché vuol dire che i tifosi pensano che il campionato sia già finito. No. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.